In apertura, riflettori nuovamente puntati sul neonato comitato, sorto su iniziativa di Rete Veneta per riaprire il Tempio Ossario, il simbolo di Bassano chiuso da troppi anni. Anche la Regione sarà a fianco del nuovo gruppo di lavoro. Bisogna dare atto a Rete Veneta di aver sollevato questo problema soprattutto negli ultimi mesi, un'iniziativa che ci permetterà di riaprire questo luogo che rappresenta la memoria e la storia della nostra città ma del paese intero. Un luogo che purtroppo da molti anni è chiuso a causa del disinteresse da parte di qualcuno che non ha voluto affrontare questo problema e ridare dignità ad uno dei luoghi che rappresentano la storia della nostra città. Il Tempio Ossario, luogo simbolo di Bassano dove riposano più di 5.000 caduti nel corso della Prima Guerra Mondiale, deve riaprire. È un imperativo categorico che si è imposto il neonato comitato sorto su iniziativa di Rete Veneta. L'emittente televisiva da tempo ha denunciato la vergognosa chiusura del sacrario chiedendo una mobilitazione generale che deve coinvolgere la città, il territorio, l'intero Veneto. In finanziaria quest'anno abbiamo stanziato 7,5 milioni per gli eventi della Grande Guerra e mi impegnerò in prima persona per portare a Bassano quei finanziamenti che serviranno per riaprire questo luogo della memoria e della storia. Il comitato, costituito da componenti delle istituzioni, delle categorie economiche produttive, dell'associazionismo, del mondo del lavoro e della cultura, si impegna nel reperimento dei finanziamenti regionali. Sarà il braccio operativo che porterà a concretizzare ciò che tutti i bassanesi chiedono a gran voce: riaprire il Tempio Ossario, quello che i residenti chiamano la porta della città. E come ha dichiarato il presidente del comitato, l'assessora regionale Elena Donazzan, si è anche pronti a costituire una fondazione. Ci stiamo informando come fare, ma sicuramente a breve metteremo in piedi questa fondazione che ci permetterà negli anni di manutentare e tenere aperto questo nostro monumento. Bassano merita dignità e rispetto e mi auguro che le cose cambino in fretta. A cominciare proprio dalla nostra storia. A cominciare dalla nostra storia e prima di tutto con la riapertura del nostro Tempio Ossario.